Un accordo che non riguarda l'agricoltura non è possibile, l'agricoltura è il settore primario e va messa al primo posto. Mele, pere e uva da tavola vietate in Cina che non ne permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le nostre produzioni. Alla vigilia dell'accordo sulla nuova via della seta che sta già facendo discutere parecchio per l'interesse dello Stato asiatico nei confronti dei porti italiani, per il quale a Venezia si sono già levate le voci critiche del presidente Zaia e del sindaco Brugnaro, la Coldiretti veneziana mette sul piatto un'altra questione. La nostra denuncia è il fatto di vedere le nostre esportazioni bloccate verso la Cina, soprattutto per quello che riguarda l'ortofrutta, mentre la Cina è libera di importare. Da un'analisi fatta da Coldiretti dal punto di vista nazionale, l'Italia è in forte svantaggio per quello che riguarda l'importazione e l'esportazione, con un meno 35% rispetto ai prodotti che noi importiamo contro quelli che riusciamo a esportare. Nonostante questo noi importiamo tantissimo dalla Cina. Sì, tanto, anche gli stessi prodotti che a noi vengono inibiti, di cui viene appunto bloccata l'esportazione in Cina, è permesso invece che la Cina possa importare in Italia questi stessi prodotti. In Cina possono essere esportati unicamente kiwi e agrumi, peraltro sbloccati solo recentemente. Il blocco è giustificato dallo Stato asiatico con motivi fitosanitari che per l'Associazione dei coltivatori non hanno ragion d'essere. L'Italia è al primo posto nel mondo per la sanità di quello che commercia a livello agroalimentare, invece la Cina, al contrario, è al secondo posto per gli allarmi che sono scattati a livello di sicurezza agroalimentare nel mondo. Una situazione totalmente paradossale per la quale viene chiesto un cambio di marcia. Non solo la Cina può esportare pere e mele senza importare le nostre, ma si è anche verificata un'invasione di insetti dannosi alla coltivazione di provenienza più o meno diretta dalla Cina.